Ripartiamo da qui, da capo, dal 4 maggio 2004, dossier 27938/04, atto reperito nella cancelleria del giudice Stefano Maria Pia Civardi a circa un anno dai fatti. Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, volante Baggio, quarto turno. Milano 4/5/2004. Oggetto: annotazione inerente alla prima attività di indagine eseguita in questa via Lorenteggio Civico 30 presso locale adibito a negozio in merito ad una persona indagata in stato di libertà, tale Russo Angelo, nato a Piazza Armerina Enna il 12/4/1948, residente a Milano in via Giambellino numero 48, generalizzato a mezzo carta d'identità, numero eccetera, rilasciata dal Comune di Milano, eccetera, nulla facente, scuole dell'obbligo, viene nominato difensore d'ufficio, avvocato Selleri Paola, del Foro di Milano, ufficio legale in Milano, via Spartaco, numero 28. Persona accompagnata in ufficio per identificazione ed indagata in stato di libertà per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce gravi. Al signor dirigente l'ufficio prevenzione generale, al signor dirigente il commissariato Portagenova, e per conoscenza al signor dirigente la Digos, al signor dirigente la squadra mobile, sede. In data odierna, alle ore 19:10, per motivi di opportunità negli uffici della Questura di Milano, il sottoscritto agente di PG, assistente Pacquola Roberto, coadiuvato dall'agente scelto De Angelis Giuliano, con la presente riferisce quanto segue. Alle precedenti ore 16:15, su disposizioni della locale CO, questo equipaggio si portava all'indirizzo in oggetto in merito ad una lite verbale, in merito all'affitto del summenzionato locale. Giunti sul posto si prendevano contatti con il richiedente, tale Corriero Francesco, nato a Bari, residente a Milano in via Novara Civico 62, identificata a mezzo patente di guida eccetera eccetera, rilasciata eccetera dalla MCTC di Milano il 16/4/99 con scadenza eccetera. Il Francesco Corriero riferiva di aver stipulato contratto di locazione commerciale e relativo deposito cauzionale con il Russo Angelo in data 30 aprile 2004, dove gli veniva dato in affitto il locale adibito a negozio ed il retrobottega ubicato nella via Lorenteggio Civico 30, ricevendo le chiavi degli ingressi e precisando che detto contratto aveva avuto inizio il 1 maggio 2004 con scadenza il 1 eccetera, rinnovabile per altri 6 anni ad un costo di euro 5.000 annui con rate trimestrali di euro 1.250 come da documentazione esibita dal Corriero Francesco. Nella giornata odierna il Corriero Francesco, entrato nel suo negozio, si accorgeva della presenza del Russo Angelo, che nel contesto aveva posizionato il proprio computer all'interno del retrobottega, collegandosi alla presa della corrente elettrica. Da qui ne nasceva una discussione sull'utilizzo del locale dell'impianto elettrico, dove il Corriero Francesco dichiarava di aver stipulato un contratto con l'AIM per l'erogazione della corrente elettrica e per l'uso esclusivo del negozio nella sua totalità. Il Russo Angelo lamentava un accordo precedente verbale che il retrobottega, anche se inserito nel contratto dato in affitto, era da considerarsi al suo uso, invitandolo a formalizzare una dichiarazione di quello che diceva, insomma, eccetera. Vabbè, qui non si capisce, ma non serve. Ne nasceva una lite
dove nel togliere la spina dal computer dalla presa elettrica, il corriere Francesco faceva cadere a terra la centralina Fastweb, danneggiandola, per poi, non trovando risoluzione al problema, anzi ricevute minacce di morte dal russo Angelo al fine di evitare, di non tollerare la sua presenza all'interno del negozio in affittato, il corriere Francesco chiedeva l'intervento della Polizia di Stato, cioè della Polizia d'Italia, no? Gli operanti interpellavano il russo Angelo in merito a quanto riferito dall'affittuario del negozio, che affermava di aver stipulato il contratto come indicato sopra, ma di aver preso degli accordi circa l'utilizzo esclusivo del retrobottega e di non avere intenzione alcuna di seguire quello che diceva il contratto, mi sembra di capire qui, del contratto che aveva stipulato, affermando che non avrebbe lasciato per nessun motivo i locali e nel caso gli fosse stato imposto avrebbe reagito con la forza. Il russo Angelo e il cancencio, se no Sandokan. Il russo Angelo veniva invitato a lasciare il negozio affittato e nell'eventualità avrebbe potuto comodamente intraprendere un'azione legale per la scissione del contratto. Lo stesso con fermezza si posava dietro la scrivania, Sandokan, con le spalle verso il muro, Sandokan, affermando che non sarebbe uscito dal negozio, Sandokan. Gli agenti si avvicinavano all'uomo invitandolo alla calma e alla collaborazione. Invitandolo, lo continuava. Avuta ancora risposta negativa, veniva preso sotto braccio ed accompagnato verso l'uscita. Il russo Angelo in malo modo, prima strattonando, per poi vistosi bloccato alle braccia, scalciava violentemente, colpendo gli operanti al tal punto che per interrompere il potere lesivo gli venivano poste manette di sicurezza. Continuando comunque a dimenarsi e sdraiatosi a terra, sbatteva volontariamente il viso sul pavimento, rompendosi gli occhiali indossati. Una delle due astine gli procurava un'escoriazione alla tempia dovuta alla rottura della stessa asta. A quel punto il rosso Angelo veniva notiziato di persone indagate in stato di libertà, ecco, per i reati già detti, no? Precisando che veniva accompagnato presso gli uffici della locale questura per essere sottoposto ai rilievi fotodatiloscopici del caso e che a richiesta rifiutava il trasporto presso il pronto soccorso per le cure del caso, giusto? Il Francesco Corriero rilasciava in merito ai fatti occorsi sommarie informazioni riportate nel verbale allegato. Persona che veniva invitata presso gli uffici del commissariato di zona, commissariato Portagino, per la possibile denuncia e querela del caso. Ecco, ammazza le pote querele. All'interno dei locali, precisamente nella retrobottega, dove era stato posizionato il computer sopra il tavolo, si rinveniva una fotocopia di una carta di soggiorno intestata a tal Omran Nermin, nata Sharbia Rau il 15/12/69, personale regolare sul territorio nazionale. E poi trovano altre cose. Veniva richiesto l'intervento di personale della Digos, Alfa 25. Poi precisando che gli stessi si trattenevano all'interno del negozio insieme al Corriere Francesco, mentre gli operanti insieme al Russo Angelo si portavano presso la questura di Milano, dove all'interno dei locali degli accompagnati lo stesso indagato inveiva contro gli altri agenti, contro tutti, insomma, proferendo frasi dal contenuto minaccioso del tipo: ve la faccio pagare, dirò che mi avete rotto gli occhiali, non sarò contento fino a quando non vi avrò rovinati, vi perseguiterò per tutta la vita, giusto?
Due coppie della presente, unitamente agli atti redatti, gli stessi non venivano sottofirmati dal Rosso Angelo, che si rifiutava di ritirare copia, vengono fatti recapitare a commissariato in indirizzo per le ulteriori indagini e riferimento alla G competente. Agente DPG, Paccola Roberto. Ferma! Sì, venite. Mamma mia, quante cazzate. Un terrorista. Ecco. Creato il super terrorista stellare. Prima t'ammazzano e poi ti querelano. Mica una volta.